io dovrei parlarvi degli aspetti giuridici e politici dell'Unione Europea, quindi farvi una disamina dei trattati, che è una cosa pesantissima. Cercherò di renderla estremamente leggera e di andare invece dritta a farvi capire il punto della questione. Che cos'è l'Unione Europea? È un insieme di stati che ha deciso di fare delle politiche insieme. E quando si parla di decisioni politiche stiamo parlando di un governo, vero? In realtà l'Unione Europea è una governance, che è peggio, perché i governi le leggi e li mandi a casa se sbagliano. Invece una governance ha poteri basati su principi tecnici autolegittimanti che escludono a priori il dibattito democratico e la responsabilità delle conseguenze se applicate alla lettera. Cioè, se io ho un target del 2% di inflazione e per raggiungerlo faccio 1 milione di disoccupati, sono stato bravissimo, proprio eccezionale, mi applaudono. Per cui andiamo a vedere quali sono questi principi tecnici. Ottimo, ecco il Dio dell'Unione Europea. Allora, abbiamo già visto che è la spesa in deficit non superiore al 3%, però attenzione che col Fiscal Compact l'anno prossimo sarà lo 0,5 del deficit strutturale, quindi molto meno. E guardate che il Fiscal Compact non è un trattato dell'Unione Europea, è un trattato a parte, quindi abbiamo a che fare con un altro trattato di diritto internazionale. Poi abbiamo il debito pubblico al 60% sul PIL, che non può andare oltre. Adesso tutti gli stati europei sono andati al di là. E cosa si sono inventati? Hanno inventato il famoso fondo di redenzione per gli stati cattivi. Tra un po' tutta la parte che eccede il 60% verrà messa dentro questo fondo. Un'altra follia. No? Poi abbiamo l'inflazione al 2%, che è il mandato della BCE. Abbiamo un altro criterio di efficienza, che è quello dell'economia di mercato a competizione elevata. E poi abbiamo le famose riforme strutturali, che sono il target del welfare. Bene, quindi questo non ci possono, abbiamo già detto che non ci possono essere discussioni su questi principi, per cui l'Unione Europea è un governo tecnico, tecnocratico, sovranazionale. Punto. E perché ci tengo tanto a farvi capire questo punto, che è un governo tecnocratico? Perché vedete, noi la Repubblica ce la siamo guadagnata col sangue e prima di abbandonarla per prendere una strada diversa dovremmo gentilmente renderci bene conto dove porterà quella strada e se è quello che vogliamo fare veramente. Allora, abbiamo visto che la sostenibilità finanziaria in realtà per uno Stato non è questo gran problema. Il vero problema è l'utilizzo che viene fatto delle risorse finanziarie. Tutto fa girare l'economia, anche la speculazione. Se andate a farvi un giro a Londra, andate nella City, vedete che è pieno di cantieri aperti. Certo, non sono case popolari. Poi prendete il Cube, andate in zona 4 e andate a vedere cos'è la disuguaglianza sociale. Il problema è che la crisi c'è solo per noi cittadini. La vostra crisi è stato un grande affare per qualcun altro. E il drenaggio di risorse pubbliche verso i privati impedisce una redistribuzione della ricchezza che sia egualitaria e democratica. È un sistema liberista. Okay. E come dice Bucci, che è un costituzionalista, noi il liberismo non lo volevamo, l'abbiamo proprio messo in Costituzione, nell'articolo 41. Noi avevamo tutto un altro principio e quando è stato introdotto il principio di concorrenza, che sancisce nuovamente il primato dell'iniziativa economica privata rispetto a quella pubblica o programmata, questa cosa ha iniziato a dare dei parametri completamente diversi a quella che era la nostra società. E cosa dice Bucci? Le comunità e movimenti che rivendicano il diritto di tornare a decidere le questioni fondamentali relative alla qualità della vita
dell'ambiente e del lavoro dovrebbero rivendicare pertanto il ripristino di un metodo di governo democratico dell'economia, fondato sulla partecipazione dei cittadini e lavoratori alle decisioni concernenti gli indirizzi politici, economici e sociali a livello nazionale, sovranazionale e pure internazionale. Bene, e adesso che succede? Allora, l'Unione Europea è disegnata per applicare l'austerità pubblica in modo sistematico. Austerità pubblica, ci tengo a sottolinearlo, perché invece alimenta il mercato finanziario privato e addirittura quello non bancario, perché anzi sembra che questa Unione Europea le banche le bastoni parecchio. Come dimostra il Capital Markets Union, che è sempre stato un pallino di Juncker, e questo nuovo programma di investimenti con il Fondo Europeo FACE. Quest'ultimo, e ce lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio con uno studio recentissimo di febbraio 2015, non andrà affatto a risolvere il problema di carenza di domanda, che è il primo problema delle economie europee, come ha detto uno studio dell'Unione Europea stessa. Ma cosa andrà a fare? Andrà a finanziare dei progetti ritenuti essenziali dalla Commissione Europea. Cioè, voi sapete che hanno il programma di inizio anno, cioè il digital market e le varie infrastrutture, per cui punteranno tutto sulla banda larga e l'alta velocità. Ecco, io immagino che con internet e i treni super veloci i disoccupati troveranno sicuramente lavoro prima. Vero o no? Grandioso. Allora, perché? No, lasciami la prima. Perché preoccuparsi se gli investimenti sono privati o pubblici? Perché preoccuparsi se gli investimenti definiti pubblici hanno anche finalità pubbliche o se sono solo garantiti dal settore pubblico, cioè da tutti noi, mentre hanno finalità private? Provate a pensarci. Danno i soldi a delle aziende private per fare gli affari loro e poi queste magari non vanno bene e i soldi li vengono a chiedere a voi con le tasse. Allora, questo è un problema molto serio, perché in una democrazia, e sottolineo democrazia, pubblico significa di tutti i cittadini, nessuna categoria esclusa, significa lavoratori dipendenti, imprenditori, studenti, malati, bambini, pensionati, tutti. A volte ci sono delle persone che mi chiedono: ma pubblico è un termine che io non capisco. Pubblico, allora provate a sostituire il termine pubblico con l'attributo mio e allora capite subito. Per cui quando Padovan lancia le sue iniziative e chiede agli enti locali di trovare un po' di immobili pubblici da vendere sul mercato nazionale o internazionale per fare cassa, voi dovreste dirgli: ma perché vendi gli immobili miei e non ti vendi i tuoi? Già, iniziate a capire che il pubblico è vostro. Poi, troppi discorsi tecnici a volte ci fanno perdere il contatto con la realtà. Andiamo un attimo indietro al Medioevo, perché a me sembra che a volte nel passato noi fossimo un po' più furbi. Questi sono due affreschi che sono nel comune di Siena. Gli effetti del buon governo. E cosa si vede? Adesso qua manca la parte a destra, c'erano tutti i campi rigogliosi con gente che li lavora, i carretti che portano i prodotti del mercato a vendere, e qui abbiamo i negozi che funzionano, la gente che fa i suoi lavori, i palazzi belli costruiti, addirittura la gente ha il tempo di divertirsi, chiacchierare, eccetera. Invece gli effetti del cattivo governo. Ma cosa vediamo? Vediamo fame, disperazione, morte, distruzione, squallore. E chi è che è seduto lì sul trono? Abbiamo il diavolo. Questi sono i veri criteri di efficienza. Se la gente sta bene, il governo è buono. Se
se la gente sta male, il governo è malvagio. Dovremmo iniziare a riguardare la realtà. E la storia ci ha insegnato bene che re e imperatori non fanno il bene di tutti. È la Repubblica quella forma istituzionale che è predisposta a questo. E la nostra Repubblica italiana era un progetto meraviglioso. È vero che non è stato realizzato fino in fondo, ma lo diceva già Calamandrei nel 48, che era un progetto, era un impegno nei confronti della nazione. E perché abbandonarlo perché non siamo riusciti a realizzarlo? No, dovevamo insistere, dovevamo con tutte le nostre forze tentare di portarlo avanti e aspettando anche degli strumenti che potevano aiutarci a farlo, strumenti economici come può essere la NMT, che secondo noi sarebbe proprio lo strumento ideale per la realizzazione ultima della nostra Costituzione. E questo è. Andiamo a vederla, questa nostra Costituzione. La Villa Palladiana. Allora, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma cos'è sta frase? Ragazzi, è la nostra Costituzione. E l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino, però, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Quindi noi abbiamo questo dovere. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. È la legge che determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. E questa è la nostra Costituzione. Andiamo a vedere lo schifo che ci propone l'Unione Europea. Va bene, allora l'Unione andrà a costituire un mercato interno. Questo lavorerà per lo sviluppo sostenibile o in senso finanziario, che non pensiate all'ecologia, non ci sta. E dell'Europa basato sulla crescita economica bilanciata e la stabilità dei prezzi. Un'economia di mercato altamente competitiva, mirando alla piena occupazione. Mirando alla piena occupazione. Io so già cosa state pensando, che hanno mirato talmente bene che l'hanno colpita e affondata. Vediamo il trattato, quello della BCE, invece dice che l'obiettivo primario della Banca Centrale Europea è il mantenimento della stabilità dei prezzi, senza pregiudicare l'obiettivo della stabilità dei prezzi, supporterà le politiche generali dell'Unione. Cioè, prima fa questo e dopo forse il resto. Chissà cosa ne penserebbe Abba Lerner. Ok. Bene, quindi paragoniamo il fine della UE con il fine enunciato espressamente dalla nostra Costituzione. Il fine della nostra Repubblica è il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Cioè, ma ragazzi, ma la differenza sostanziale è evidente, è inutile che siamo qua a prenderci in giro. Il valore della competizione elevata si scontra totalmente con i nostri valori di solidarietà e di collaborazione. L'ideologia sottesa ai trattati, che è neoliberista, neomercantile, neofeudale,
come la volete chiamare, è totalmente opposta a quella racchiusa nella nostra Carta Costituzionale. E questo è talmente evidente che la stanno cambiando la Costituzione, è ovvio, stiamo anche se ne accorge un magistrato, ok? Quindi hanno cambiato l'articolo 81, hanno cambiato l'articolo 119, stanno facendo un sacco di cose. Adesso ci tolgono anche il Senato, cioè questo e noi tutti zitti. Vabbè, secondo la nostra Carta Costituzionale, aderire a questa unione era illegale. Ma lo capite che non c'entra niente? Ma non solo nei fini che abbiamo visto e nei contenuti, che è già gravissimo, ma anche nelle forme istituzionali. Perché guardate che stiamo assistendo a un accorpamento sempre più pericoloso tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Cioè, ma vi dice questa cosa qualcosa? Cioè, in una democrazia questo non potrebbe assolutamente accadere. L'unione di potere legislativo e di potere esecutivo è tipico dei regimi fascisti. L'esecutivo forte, il governo forte, che va tanto di moda adesso, è fascista. Allora, il 25 aprile l'abbiamo ricordato il mese scorso, però dovremmo ricordarlo tutti i giorni. E questa cosa qui, di questo accorpamento, ne stanno parlando i simili costituzionalisti, non è che lo dico io, lo dice Luciano Baracacciolo, lo dice Zagrebelsky, lo dice Giuseppe Guarino e perfino un consigliere della Corte Costituzionale che lo ha denunciato in uno studio che è comparso a marzo scorso, in cui parlava proprio dell'illegittimità della decretazione d'urgenza che sta continuamente utilizzando questo governo. Per cui i governi nazionali si stanno lentamente conformando a quella che è la forma politica della governance europea, che vedrete uguale. Infatti non penso che risponda alle 5 domande del mitico Tony Benn. Me piace tantissimo. Allora, le 5 domande. Che potere hai? Da dove l'hai preso? Negli interessi di chi lo eserciti? A chi rispondi? E soprattutto, come possiamo liberarci di te? Se rispondete a tutte queste 5 domande, abbiamo un regime democratico. Vediamo un attimino se è così in Unione Europea. Preso tutto dal sito del Parlamento Europeo, che non pensiate che faccio coppa e incolla così vi racconto chissà che cosa. Allora, il Consiglio Europeo fissa gli orientamenti politici generali dell'Unione Europea, ma non ha il potere di legiferare, scusate. Il processo legislativo è portato avanti da 3 altri organi. Il primo è il Parlamento Europeo, che rappresenta i cittadini della UE ed è effettivamente eletto democraticamente, però non con pontifero. Poi abbiamo il Consiglio dell'Unione Europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati e che è formato dai ministri di tutti i paesi della UE. E poi abbiamo la Commissione Europea. Eccola qua. Però ne fa di cose la Commissione, È impegnatissima. La Commissione rappresenta e tutela gli interessi della UE nel suo insieme, prepara le proposte per nuove normative europee, potere legislativo, gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE, potere esecutivo, e l'assegnazione dei fondi pure. La Commissione non è eletta dai cittadini. Zero. Allora, il Presidente della Commissione Europea diventa Presidente perché è il capo del partito che prende più voti alle votazioni. Ok? Poi però gli altri 27 li sceglie lui. Così. Fra dei nominativi che vengono dati, non so, di persone che hanno una particolare capacità, hanno dimostrato chissà quali qualità, tipo Olli Rehn, che era un calciatore.
diciamo pure così, senza contare la pressione degli interessi esterni e delle lobby che c'è a livello europeo. Ma noi cittadini siamo sempre cattivi. Ce l'abbiamo sempre con questi professionisti che si impegnano tanto giorno e notte per fare i loro sporchi interessi. Andiamo un attimo a vedere questo signore, perché questo è bellissimo. Jonathan Hill. Lui era un ex lobbista, perché è un'agenzia che lavora nella City, ed è stato eletto da Juncker come commissario, indovinate cosa? Alle politiche agricole? No! È commissario delle politiche finanziarie dell'Unione Europea. Ha fatto discretamente scandalo, però neanche tanto. Questo è stato il regalo che ha fatto Juncker alla City di Londra, perché altrimenti l'Inghilterra non avrebbe appoggiato la sua presidenza. Così va il mondo. Poi vabbè, non dimentichiamoci la commissione Santer. Quella è stato uno scandalo pazzesco. Erano talmente corrotti che perfino in quella cloaca che è la Commissione Europea risaltavano che hanno dovuto dare le dimissioni. In Santer vi ricordo che c'era anche Mario Monti. Bene. Ma la cosa più divertente, allora, come avviene il processo legislativo? Chi le fa le leggi in Unione Europea? L'iniziativa legislativa spetta quindi alla Commissione, che abbiamo visto non è eletta, ma il Trattato di Maastricht, rafforzato dal Trattato di Lisbona, ha tuttavia concesso al Parlamento Europeo un diritto di iniziativa legislativa. Ah, ecco, vedete che sono democratici. E in cosa consiste? Gli è concesso di chiedere alla Commissione di presentare una proposta. Così. Il Parlamento l'unica cosa che può fare è dire alla Commissione: senti Commissione, a noi piacerebbe che tu facessi una legge su questo argomento. Poi me la fai tu come vuoi, perché io non posso dire altro. E il Parlamento europeo può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti alla stessa. Peccato che il Consiglio non sia giuridicamente obbligato a tenerne conto. Però la Corte di Giustizia europea è intervenuta e ha detto che almeno, prima di proseguire con l'emissione della legge, deve dire di averlo ricevuto il parere del Parlamento. Neanche letto, ragazzi, ricevuto. Allora, la Commissione abbiamo visto chi è, il Parlamento abbiamo visto che non conta niente, andiamo a vedere chi è il Consiglio, che è fatto dai capi di governo e dai ministri. Qui purtroppo mi manca il video, vabbè. Dai ministri dei vari stati europei. Ma non vi sembra che ultimamente i capi di governo e i ministri siano scelti sotto velata minaccia o raccomandazione da parte della BCE, della Commissione, dei vari gruppi di potere? Mi dispiace che non vi riesco a far vedere il video in cui il senatore Garavaglia raccontava quello che era successo a 4 giorni dall'elezione di Mario Monti a Presidente del Consiglio. Ma lui ha detto chiaramente che c'erano degli ufficiali che venivano dalla BCE che gli hanno detto che assolutamente dovevano dare la fiducia al governo Monti, perché altrimenti la BCE non avrebbe comprato i titoli e l'Italia sarebbe andata in fallimento. A casa mia si chiamano minacce, poi immagino anche a casa vostra. Poi vogliamo parlare di Letta e di Renzi, mai eletti da nessuno. Renzi tra l'altro sta anche facendo le riforme costituzionali, proprio bravissimo. Poi gli altri casi, vi ricordate questo? Questo era il premier greco. Oh ragazzi, questo era stato eletto, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Ce l'hanno mandato via, non gli piaceva. Ha detto no, basta, dimettiti, non ti vogliamo più. Ditemi, ma perché
a lui l'hanno fatto dimissionare e a Tsipras no? Perché ai tempi di Papandreou i problemi con le banche tedesche c'erano ancora. Adesso no, la Grecia può anche andarsene, gentilmente non c'è nessun problema. Vi ricordate poi il Montebourg, il ministro delle finanze francese, quello che diceva che l'austerità è assurda, che non ha nessuna motivazione, che anche a livello di teoria economica non c'entrava niente, e l'hanno mandato via. Questa è l'Unione Europea, ragazzi. Allora, bella questa. Possiamo anche decidere che ci va bene. Siamo liberi, dicono. Però la libertà non è solo un diritto. Ricordo che la libertà è una responsabilità, perché poi qualcuno se ne deve assumere l'onere delle conseguenze di quello che abbiamo scelto. E se poi le cose che vanno male, se poi non ce lavoro, se poi devo tornare a vivere a casa della mamma o vivere della pensione della mamma, le pensioni che la Repubblica gli ha dato, io poi dopo non è che posso lamentarmi. Perché se un sistema economico porta prosperità, benessere, occupazione, democrazia e progresso, e un altro vi riporta nel terzo mondo, perché guardate le strade che abbiamo con buchi così, vi porta disoccupazione, insicurezza, paura, disperazione e pure una dittatura nascosta sotto il nome di efficienza. Beh, allora pensiamoci un attimo con la testa e iniziamo a dire no, grazie, no, questa cosa non mi piace, non mi interessa. Ricordatevi che ogni generazione ha le sue battaglie. Pensavate di averla scampata, Che solo mia nonna avesse fatto 2 guerre mondiali e mia mamma una. Mia mamma che ha le ossa sottili, perché quando era bambina non c'era da mangiare. E quando andava a prendere il latte trovava i cadaveri dei partigiani morti lungo le strade. A noi non è toccato questo di battaglia, però quella di difendere la libertà e i diritti che la generazione precedente ha conquistato con il sangue, questo sì, io lo pretendo, ma non solo io lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo a noi. Oggi, cos'è oggi? È il 24 maggio. Cos'è che festeggiamo? Cos'è che ricordiamo? I 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale. Vi ricordate? Il Piave mormorò, non passa lo straniero? È già passato. È già passato, ma anche a Caporetto era già passato, ma l'abbiamo rimandato indietro, Ricordiamoci quel coraggio. Magari fosse passato, Il coraggio noi ce l'abbiamo ancora dentro e dobbiamo riscoprirlo e lottare per la nostra libertà e per i nostri diritti. Qui dietro purtroppo ci sarebbe stato un bellissimo video in cui parlava il nostro grandissimo presidente Sandro Pertini, che parlava della giustizia sociale, e lui diceva: se non hai lavoro, se non hai dignità, se non hai i mezzi, come puoi essere libero? Libertà è dignità, è giustizia sociale. Non c'è libertà senza giustizia sociale e non c'è giustizia sociale senza libertà. Questo diceva Sandro Pertini. E allora riflettiamo bene se questa UE ci può davvero portare alla giustizia sociale. Io penso di no. E io voglio vivere in una repubblica. E voi?